Amici di Bella Sicilia, eccoci in live per raccontarvi un evento unico, una tradizione che si rinnova anno dopo anno in questa giornata. Scrivete nei commenti da dove siete collegati, noi siamo a Messina per raccontarvi Upagliaro, eccolo qui, questi sono i partecipanti, il parroco sta effettuando la benedizione dell'albero. Tra poco si inizia? Si inizia, siamo pronti. Ecco, vedete, sono tutti pronti. Bisognerà arrampicarsi in cima a Upagliaro e toccare la croce per primi. Scrivete nei commenti da dove siete collegati, amici di Bella Sicilia Onda TV. Noi vi stiamo raccontando questa tradizione unica. Ecco, i partecipanti possono essere aiutati da 2 assistenti e poi tra poco il via. Scrivete da dove ci state guardando e fateci sapere cosa ne pensate di questo gioco. Ce l'ha fatta, adesso inizia un'altra parte di questa tradizione, perché bisognerà togliere tutte le decorazioni e saranno lanciate ai visitatori. Guardate. Pochi secondi hanno permesso di salire sopra Upagliaro in cima. Allora, ciao Francesca. Allora, un gioco davvero particolare, quello che si svolge qui ogni anno a Messina. Guardate. I partecipanti, quindi terminata la gara, dovranno togliere tutti i biscotti, ciambellini, ecco, che vengono donati poi ai presenti. Ciao Biagio, ciao Maria Gioia. Allora, noi siamo a Messina, esattamente nel quartiere Bordonaro, dove si svolge ogni anno questa singolare tradizione. Pochi secondi hanno permesso di salire in cima e toccare la croce e quindi chiudere la gara, ma adesso si prosegue, vedete, con le decorazioni che vengono tolte. Queste sono le tradizioni della nostra bella Sicilia, tradizioni che noi di Onda TV
e dell'associazione Vivo in Sicilia, con Bella Sicilia vi raccontiamo giorno dopo giorno. A voi chiediamo semplicemente di condividere i nostri video, di farci sapere da dove ci seguite e magari di lasciare anche qualche commento. Ed ecco, vedete, in tanti hanno sfidato la pioggia. Allora, ciao Mary da Catania, ciao Rosalia da San Fratello, quindi provincia di Messina. Ed ecco che la croce è stata rimossa. Un'impresa a salire ma anche un'impresa a scendere. Mariano! Anthony, complimenti! Ed eccolo il vincitore! Ed ecco il vincitore che porta la croce, che si trovava in cima all'albero. Piove ma si continua a festeggiare. Allora amici, scriveteci da dove siete collegati e fateci sapere cosa ne pensate di questo gioco. Che sei numero 1? Bravissimi, allora i vostri nomi intanto. Tu? Anthony! Anthony, hai vinto questa edizione, complimenti, ma come hai fatto a battere gli altri? È stato bellissimo, una lezione bellissima, ringrazio i partecipanti e soprattutto ringrazio mio fratello e mio cugino che mi sono saputi alzare e tante altre cose. Da quanti anni partecipi? Da 3 anni, Anni che lo portiamo a casa. Quanti anni hai? 23. Hai già vinto altre edizioni? Sì. No, Complimenti. questa è la seconda volta. Cosa si prova? Una bellissima emozione. Bellissimo veramente. A chi dedichi questa vittoria? A tutti i partecipanti e soprattutto A mio nipote. e a mio figlio. Ma cosa c'è sulla croce? C'è salsiccia, pane e arancia. Salsiccia, pane e arance. Adesso saranno distribuiti anche tutti queste decorazioni ai presenti? Sì, certo. Sì. Ma è una tradizione molto sentita anche dai giovani, quindi qui a Bordonaro. Sì. Bellissimo veramente. Appuntamento al prossimo anno? Sì, al prossimo anno. Grazie, ciao, complimenti. Amico. Ciao. E allora amici di Bella Sicilia Onda TV, vi abbiamo mostrato quindi questa interessante gara. Ecco, Maria Antonietta ci segue dagli Stati Uniti. Antonella, ciao. Allora, questo è il villaggio Bordonaro di Messina, dove ogni anno si ripete questa tradizione. Upagliaro. Abbiamo assistito in pochi secondi alla gara che è stata vinta quindi da questo giovane Anthony, che è salito in cima e ha toccato per primo la croce, aggiudicandosi questa edizione. Allora salutiamo a Francesca. Eh sì, l'albero della cuccagna, simile, anche se in questo caso non c'è l'albero solamente, ma c'è una specie di capanna. Anna ci saluta da Caserta e noi vi mandiamo un forte abbraccio. Grazie per essere rimasti con noi, speriamo di avervi fatto cosa gradita mostrandovi questa bellissima tradizione della nostra Sicilia, della nostra bella Sicilia. Un saluto a tutti da Messina, ciao!